I recenti sbarchi fantasma avvenuti nelle coste dell'Agrigentino hanno indotto le forze dell'ordine a intensificare i controlli anti-immigrazione su tutto il territorio. Nelle scorse ore i carabinieri di Lampedusa, Linosa e Siculiana, su disposizione del comando provinciale dell'Arma Carabinieri, hanno rintracciato e deferito alla Procura di Agrigento un totale di 60 migranti. Nello specifico 38 sbarcati a Lampedusa, 12 arrivati a Siculiana e altri 10 migranti sorpresi per le vie del centro storico di Agrigento. Per loro l'accusa è di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato. Durante le attività sono state rinvenute e sottoposte a sequestro 3 imbarcazioni in legno utilizzate dai migranti per raggiungere le coste agrigentine. Inoltre a Lampedusa i carabinieri del locale comando stazione hanno sorpreso in flagranza di furto all'interno di un esercizio commerciale un minore tunisino 17enne sbarcato l'altro ieri sull'isola, che al termine degli accertamenti di rito è stato deferito in stato di libertà alla competente autorità giudiziaria.